E mentre Eliana si appresta a raggiungerci, noi chiudiamo in bellezza, quando appunto si siederà Eliana, ci collegheremo con una bravissima attrice palermitana e figlia d'arte, si chiama Giulia Andò. Era da tanto tempo che desideravo questo incontro con lei, questa chiacchierata in radio. So che è molto impegnata e che sta addirittura forse girando, quindi avremo anche poco tempo per stare con lei, ma i Davide Donatello ce l'hanno messa in evidenza perché lei appunto era in corsa assieme a un'altra palermitana di qualche generazione in più come Rory Quattrocchi, come migliore attrice non protagonista, e quindi riviveremo nella nostra diretta Facebook i momenti di questa nomination. Giulia non ce l'ha fatta, ma rimane un'attrice di grande levatura, soprattutto per l'interpretazione che ha dato nel film La stranezza, appunto scritto e diretto da suo papà Roberto Andò, che ha vinto il David come migliore sceneggiatura assieme a Massimo Gaudioso e Ugo Chiti. Eccola collegata con noi, grazie Giulia, che bello vederti. Sono molto contenta di essere qui. Anche noi siamo contenti di averti, ti vediamo, ti sentiamo perfettamente, anche tu ci senti? Sì. E allora siamo pronti anche, devi sapere che noi ci dividiamo tra la diretta streaming su Facebook, dove siamo in questo momento mentre la musica passa alla radio, e fra pochissimi istanti ti presenteremo anche per il pubblico radiofonico, quindi facciamo il nostro switch e andiamo a reti unificate, dato l'importanza di questo collegamento. Eccoci che ci spostiamo. Era Estasi Gaia su Radio In. Torniamo all'interno del nostro Open Day Cinema. Ivan, cosa abbiamo conservato alla fine di questa nostra mattinata? Chiudiamo in bellezza con una bellezza davvero, che è Giulia Andò, attrice. Benvenuta Giulia. Grazie dell'invito. So che hai i tempi ridottissimi, ieri un tuo messaggio mi ha un po' fatto sussultare, però mi sono permesso di insistere e ti chiedo scusa, ma perché avevo preparato questo momento con grande attenzione e gioia, soprattutto perché io Giulia, ti abbiamo amata in questo ruolo di Santina nella stranezza. Tu sei la sarta e la costumista di scena. È un po' un film nel film, un metafilm. È vero. La stranezza su 14 candidature ne porta a casa 4. Ne avremmo volute tante di più, Giulia. Senti, raccontaci a Però caldo intanto questa serata. Candidatura come migliore attrice non protagonista, come l'hai vissuta? È stata una meravigliosa sorpresa, non me l'aspettavo proprio. In realtà stavo guardando la conferenza stampa per il film, perché volevo capire quante candidature avrebbe preso il film, e quindi sono rimasta veramente molto sorpresa e molto contenta. Quindi non era nell'aria, nessuno ti aveva detto guarda che forse potrebbe esserci qualcosa, no? Così. Avevo ricevuto tanti complimenti, sicuramente un'attenzione diversa rispetto agli altri film, però non mi aspettavo, se devo essere sincera, non me l'aspettavo. E la prima reazione qual è stata? La prima persona che hai chiamato per esultare, per condividere questa incredulità? Mio padre. Lui non stava vedendo la conferenza stampa, quindi non sapeva niente. Comunque ho pianto. Hai pianto. E invece la serata, questa serata lì? Questa serata è stato molto emozionante. È stato bellissimo anche la mattina al Quirinale con Mattarella, dove Geppi Cucciari ci ha fatto molto divertire, nonostante dovesse solo leggere le nomination, è riuscita a trasformarlo in uno spettacolo. E poi la serata è stata piena di emozioni, perché anche io ho saputo subito come era finita per me, però poi c'è stato tutto il seguito riguardo al film, quindi sono stata fino all'ultimo momento in tensione, ma è stato molto bello.
Senti, ma la vogliamo rivivere questo momento così emozionante con la clip che ho agganciato appunto dove c'è questa performance artistica così intensa di Giulia con un altro bravissimo attore che è Domenico Ciaramitaro, e in questa piccolissima clip che ho montato assieme all'annuncio che fa Carlo Conti ai David. Per fare tutto questo, come sempre, diamo spazio alla musica alla radio. C'è Tommaso Paradiso con I nostri anni, ma noi vi aspettiamo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Radio In. Ed è qui che possiamo guardare tutto quello che Ivan ci ha annunciato pochi istanti fa. È riraggiante, dicevo, è luminosa. Quando c'è stato questo primo piano, eri accanto ad Angelo Barbagallo. Come l'hai vissuto questo momento? La domanda è banalissima, ma voglio dire, Uno stato di grande emozione. era la prima volta per te? Era la prima volta, era molto emozionante. Poi c'hai questa telecamera puntata da molto tempo prima. È vero, il regista è indugiato spesso. Quindi rimani immobile, non sai mai, non puoi dire una parolina di troppo, devi stare attenta. C'è questa sensazione un po' diversa, un po' molto diversa dalla telecamera che sta lì quando si girano i film. Anche perché sì, quella ti guarda e vuole che tu la guardi. Sì, e poi quando giri un film ti sei preparato, sai cosa succederà. È vero. Senti Giulia, io ho letto tante interviste che hai rilasciato sul film. Mi ha colpito molto il clima che si è vissuto sul set. Beh, con un maestro come papà, di cui ho avuto l'onore di lavorare con lui per 3 anni al Centro Sperimentale di Cinematografia, veramente tutto diventa anche semplice. Ma ci sono stati momenti di tensione tra te e lui? Devo dire, cioè in passato ovviamente è successo, Certo. ma durante la stranezza veramente c'era uno stato di grazia in generale sul set, ed è andato tutto liscio, ci siamo divertiti un sacco e lui era molto contento subito. Poi abbiamo girato le mie scene in pochissimi giorni, in realtà, quasi tutte, un giorno non so quante, tipo 7, quindi però con grande velocità e bene, quindi è stato bellissimo. Nessuna tensione. Bellissimo. Vabbè, non a caso poi dice arrivano 14 candidature, sono quelle magie che si innescano e che portano a grandi risultati poi sullo schermo. Torniamo anche in radio. Dopo aver ascoltato Tommaso Paradiso, torniamo al nostro collegamento con Giulia Andò. Ricordiamo la prima candidatura come attrice, come miglior attrice non protagonista nella Stranezza, e abbiamo ripercorso un po' sia il momento dell'arrivo della nomination sia la serata della scorsa settimana in realtà. Cosa volevi chiedere a Giulia quest'oggi? Intanto Giulia ha 2 genitori splendidi, non voglio essere troppo utilizzare troppa piaggeria, ma li ho frequentati in passato. Roberto è un grande professionista, un grande regista, un grande scrittore, per cui io immagino Giulia da bimba vivere in questa casa così bella, frequentata da così tanti intellettuali. La mamma Lia Pasqualino è un'altra straordinaria. Io ho voluto prendere una foto che li ritrae, che è molto bella qui alle spalle, Giulia. Mi ricordo ancora che io gli chiesi a tuo papà, ho detto: Roberto, sai, ho mia figlia che le piace andare a teatro, sta iniziando un po' una carriera teatrale con Elisa Parrinello, col Teatro di Tiramo, e lui subito mi scoraggiò, mi ha detto no, non farle fare l'attrice. Tu hai fatto il centro sperimentale. Ma con me ci ha provato in tutti i modi. Ecco. A farti desistere? Sì, proprio in tutti i modi. Però insomma, adesso credo che sia contento, ma ha fatto una grande resistenza. Io a 14 anni già gli chiedevo di studiare e lui non voleva assolutamente. Mi diceva: se proprio devi, aspetta e prova in una di queste scuole importanti come il Centro Sperimentale o l'Accademia Silvio D'Amico. E così ho aspettato. Ma comunque lui è un mestiere meraviglioso, ma capisco anche che dal punto di vista di un genitore che vive in questo mondo è anche giusto sconsigliarlo.
anche per provare il desiderio e la voglia di fare questo lavoro, avere un primo test. Resistenza è necessario, secondo me. Senti Giulia, in tuo omaggio, oltre a questa clip che abbiamo visto con David, Eliana, ho voluto prendere alcuni frammenti di film che ti ha visto partecipe e protagonista. Ricordo Le Confessioni, ricordo Viva la Libertà, quindi se ti va switchiamo su Facebook. Lo facciamo subito, non serve chiedere, è un desiderio che abbiamo e che condividiamo con i nostri ascoltatori. Alla radio c'è Melanie C con Never Be the Same Again, nel frattempo invece noi su Facebook possiamo goderci queste immagini. You wanna get drunk and stay the night. You wanna smoke till our throats are sore. Take out and then talk and then make out some more. Do you wanna dance? Do you wanna fight? Do you wanna get drunk and stay the night? Do you wanna say all the things I do when I'm all alone and thinking about you? Do you wanna, do you wanna, do you wanna, do you wanna, do you, do you, do you? Avevo appuntamento con... Prego. Ginevra ha lasciato questa lettera per te. Ginevra... Sì, Ginevra della Rocca. Tua madre. L'ha scritta a 16 anni per il bambino che portava in grembo. Per te. Forse dovevo aspettare a dartela. No. È bellissimo. È che ho pensato tanto a lei, a come poteva essere, l'ho cercata. E adesso sapere che non c'è più. He's a Carthusian monk. There are very few left today and they have very particular rules. What does that mean? They take the vow of silence. Silent. Padre, posso parlarle? Certo. Mi chiamo Caterina, lavoro nell'organizzazione, mi occupo dell'accoglienza. Anche se non sembra, siamo in tanti a lavorare qui. Di cosa voleva parlarmi? Penso che lei sia in pericolo, padre. Lei sa delle cose che non dovrebbe sapere. Ho fatto un sogno strano. Ero in un posto in basso, scuro, cupo. E mi sentivo prigioniera, costretta, così. E ad un certo punto dal buio esce una tigre gigantesca, velocissima. E io volevo gridare ma non potevo. Volevo muovermi ma ero terrorizzata. Stavo ferma, immobile. Era quasi arrivata a me. Sto dicendo veramente. Mi sono spaventata. You wanna get drunk and stay the night. You wanna smoke till our throats are sore. Take out and then talk and then make out some more. Do you wanna dance? Do you wanna fight? Ed eccoci tornati, abbiamo visto Giulia Andò, l'abbiamo vista in diversi suoi lavori, un piccolo estratto del suo showreel per permetterci di ripercorrere i suoi passi. Ti rivedi ogni tanto, Giulia? Che rapporto hai con il tuo anche passato lavorativo, con i tuoi personaggi? Era da un po' che non rivedevo queste scene. Poi tra l'altro la scena con Alessio Boni è la prima serie TV che ho girato
in Lituania, quando ancora frequentavo il centro sperimentale. È stato strano rivederlo. Sono successe tante cose e chissà quante altre ancora ne accadranno. Ci puoi raccontare se sei impegnata da qualche parte in questo momento, a cosa stai lavorando? In realtà sto lavorando sto lavorando alla sceneggiatura di un film in questo momento, quindi sono nel pieno di questa consegna. Di scrittura. Mi piace molto anche scrivere, in realtà lo faccio da quando sono piccola, ma negli ultimi anni, diciamo dopo il Covid, questo desiderio è diventato sempre più forte e quindi ho collaborato alla sceneggiatura della serie TV su Letizia Battaglia. Esatto, lo stavo per dire. Poi ho deciso anche di seguire un corso, ho fatto il master di scrittura della RAI quest'estate e niente, adesso scriverò questo secondo film di questo regista e sono molto contenta. Insomma, il mio sogno sarebbe portare avanti entrambe le carriere, se fosse possibile. Perché no? Tutto quello che Senti Giulia, a proposito di ricordi, tu sei bravissima anche a teatro. Ho voluto scegliere questa immagine con Francesco Scianna perché in qualche modo ho partecipato alla preparazione di questo bellissimo lavoro che poi è andato al Teatro Massimo, che è appunto il Quadro Nero con Francesco Scianna. E questa è un'altra esperienza che ti ha formato e ti ha arricchito tanto, sono certo. È stato meraviglioso, poi era particolarmente emozionante sia perché era al Teatro Massimo nella mia città, sia perché Guttuso in qualche modo ha sempre fatto parte della mia vita, perché la mia bisnonna era una pittrice e insieme a Guttuso facevano parte del gruppo dei Quattro, quindi è stato un po' come chiudere il cerchio, è stato veramente emozionante. Mi è dispiaciuto anche non girare con quello spettacolo perché era un'operazione veramente particolare, ma molto, molto forte, secondo me. È verissimo, hai fatto bene a ricordare questo legame di Casa Pasqualino a Guttuso. Mi fa ricordare tantissime cose belle di 10 anni fa, perché ho avuto questo onore di frequentare casa di Janne, nonna Janne, ed è veramente una famiglia stupenda. Eliana. Noi non possiamo che ringraziarti Giulia per averci portati nel tuo mondo, in queste bellissime recenti avventure meravigliose legate alla candidatura al David di Donatello, avere ripercorso insieme a te alcuni passaggi della tua carriera. Insomma, grazie per averci dedicato questo tuo tempo Giulia, e speriamo di poterti risentire presto quando ci potrai raccontare dei tuoi prossimi lavori, o da attrice o da sceneggiatrice. Esatto, grazie mille, grazie a voi. Grazie ancora Giulia Andò, protagonista Giulia, quest'oggi di Open Day Cinema. Abbiamo subito la pubblicità.